Vi ringrazio intanto per l'invito. Devo dire che la realtà del bacino padano rispetto alla questione dei contratti di fiume presenta una situazione buona, perché la Regione Piemonte e la Regione Lombardia da tempo hanno avviato e formalizzato contratti di fiume. Devo dire che progressivamente noi stiamo passando dal contesto normativo, culturale, tecnico, no? Definito dalla 183 a un contesto normativo, culturale e tecnico che è definito dalle direttive europee, in particolare due direttive sull'acqua, quella per la qualità e per la difesa dalle alluvioni. L'elemento che caratterizza il primo modello è che in linea di massima, quando abbiamo fatto i piani, siamo partiti definendo a un buon livello il documento con tutti gli allegati, poi andando a discutere con le amministrazioni, con la popolazione, anche se al nostro livello il rapporto con la popolazione è sempre abbastanza discontinuo, però ci sono tutte le associazioni che fanno da intermediari. Dopo, al termine della discussione, poi si recepiva le proposte, si recepivano le proposte compatibili e quelle invece non compatibili venivano respinte. Invece il modello europeo è esattamente al rovescio. Prima si discute, anche perché noi parliamo sempre di strategie, ma in realtà le strategie l'hanno decise a Bruxelles e noi dobbiamo calarle sul territorio e renderle operative. Quindi prima si avvia il percorso, il processo di partecipazione. Processo di partecipazione che nel ciclo di pianificazione che di 6 anni avviene in tutti i 6 anni e sostanzialmente sicuramente per 2 anni prima di arrivare alla definizione del piano. L'adattamento non è facile, perché noi eravamo abituati a un modello gerarchico, no? Guardare sopra e sotto, no? E avere questo tipo di relazione. Adesso invece siamo tutti attorno a un tavolo, ovviamente ognuno con le proprie responsabilità, e la testa è abituata a far così e meno a muoversi in questa direzione. Però anche noi nel piano di gestione delle acque abbiamo inserito proprio come strumento attuativo a livello territoriale il contratto di fiume e comunque la pianificazione, la programmazione partecipata di fiume, di foce, di qualsiasi problema che si presenta per quanto ci riguarda. E personalmente penso che questi strumenti permettono anche di rendere operativi dei principi che sono stati introdotti nell'ultima riforma costituzionale, il principio di sussidiarietà, di adeguatezza, di economicità, eccetera, che in Italia c'è sempre una difficoltà a passare dai principi poi al fatto operativo, ma sicuramente i contratti di fiume, i contratti comunque, questo tipo di contrattazione, di pianificazione e programmazione, corrispondono a un punto d'incontro fra il principio di sussidiarietà e comunque la responsabilità che lo Stato deve sempre mantenere, sicuramente di adeguatezza, nel senso che è difficile che partendo da Roma, partendo da Parma o da Milano si riescano a comprendere molto bene le questioni che stanno in una porzione del territorio. È difficile e anche molto, molto costoso, mentre sicuramente chi sta sul territorio, se ha gli strumenti, può capire meglio i problemi e proporre anche delle soluzioni. Questo va anche un po' incontro a quello che noi pensiamo sia una caratteristica degli italiani, che magari sul piano organizzativo hanno dei problemi, però poi messi di fronte ai problemi riescono a esprimere meglio.
Sicuramente anche l'economicità, perché come dicevo prima, oggi spostarsi, no? Costa, approfondire le cose costa, e quindi nel momento in cui si riesce a costruire progressivamente partendo da quello che c'è, perché quello che non c'è forse ci sarà, ma è più facile che, che non ci possa essere, quindi partendo da quello che c'è costruire un presidio territoriale, costruirlo, rafforzarlo perché il presidio c'è, e utilizzarlo anche in una maniera più ampia. Sono stati richiamati i temi, no, della qualità ambientale dal Presidente, della qualità paesaggistica. Questo deve essere un elemento, no, che viene comunque inserito nella operatività, in fondo riproponendo un modello che sicuramente, no, 100 anni fa e anche, no, fino al primo dopoguerra c'era di un bel paesaggio, no? Ancora adesso c'è un bel paesaggio agrario in molta parte dell'Italia, però ricominciare a, no, operare anche in questo senso. Nel bacino del Po abbiamo, anche rispetto alla situazione del territorio agricolo, ovviamente realtà diverse. Mi sembra che l'iniziativa dei consorzi di bonifica del Veneto possa essere di esempio anche per gli altri consorzi che operano nel bacino del Po, di porsi proprio come struttura al servizio del territorio, perché una cosa è certa: senza il rafforzamento di questo livello territoriale non potremo mai costruire un edificio solido per la gestione delle acque e per la gestione delle alluvioni. Massimo possiamo fare un edificio traballante che poi alla prima siccità o alla prima piena crolla. Quindi questa è una piramide che deve avere una base molto solida, e sicuramente questo aspetto è prioritario. Viene data molta enfasi, molta attenzione alle cosiddette grandi opere. Dopodiché tutti gli interventi della pianificazione di bacino che corrispondevano a grandi opere, no, presentano dei problemi. Ieri ero a Milano, al Collegio di Sorveglianza per la Difesa idraulica della città di Milano e comunque dell'Interland. C'erano 99 milioni di euro, no, di interventi, e c'era una difficoltà a spenderli, perché realizzare oggi delle grandi opere è molto complicato. Non è più solo un problema tecnico, un problema no, di avere il consenso della popolazione, la necessità di discutere molto all'inizio e poi dopo, una volta individuati i problemi, di proporre delle soluzioni adeguate. Come ho detto ieri, però poi alla fine il tavolo non è simmetrico, perché c'è chi ha la responsabilità e chi non ce l'ha, e chi ha la responsabilità ha il dovere, no, di assumere le decisioni, anche se queste decisioni non incontrano proprio il 90 e più per cento dell'adesione della popolazione. Questo è un punto importante che pone il problema dall'altra parte del tavolo, non da quello delle amministrazioni, ma da quelli che stanno dall'altra parte, di rendersi conto che nel momento in cui si partecipa e si prende una decisione, poi questa decisione va rispettata, come ha detto Casarin. Se no diventa un luogo interessante di discussione per un certo periodo e poi diventa un luogo, no, di noia e anche di cose inutili. Quindi c'è proprio bisogno di un cambiamento di mentalità, no, e di usi e costumi da parte di tutti. Grazie.